Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Non si ferma la violenza contro le donne. Nel Palermitano e a Catania aggredite e picchiate dai compagni 2 donne incinte. Entrambi gli uomini finiti in carcere dopo le chiamate delle vittime al 112. Scattata anche a Catania la campagna di vaccinazione contro l'influenza e il Covid. In tanti rispondono all'appello per immunizzarsi gratuitamente nelle farmacie. Saranno 95 le scuole soppresse in Sicilia dal prossimo anno scolastico. Per ciascuno, Italia, Palermo e Catania sono 19. Dopo mezzo secolo di attesa, la Messina-Catania arriva a Modica, il nuovo tratto di 11 km inaugurato stamattina. Il pizzo a Catania, serve una legge che penalizzi le imprese che lo pagano, la proposta del presidente della Federazione Antiracket Italiana, Terranova. Scoperto nel sottosuolo della Sicilia meridionale, nelle profondità di Licodia Eubea, un enorme giacimento di acqua. Potrebbe risolvere gli storici problemi di carenza idrica della regione. Partito il lungo ponte dell'Immacolata, la Sicilia si conferma tra le mete preferite dei turisti. Pioggia in diverse province, ma domani ci sarà il sole per feste e sagre. Ficarra e Piccone scelgono Catania per la prima nazionale di Santo Cielo, il nuovo film provocatorio e divertente dal 14 nei cinema. Calcio, un derby che conta. Messina-Catania vale per la rivalità fra giallorossi e rossazzurri, ma anche tanto per la classifica e i rispettivi obiettivi delle squadre. Schiaffi e pugni verso le compagne in gravidanza, ancora violenza sulle donne, 2 episodi molto simili successi a Roccapalumba in provincia di Palermo e a Catania. Marco Gullà. Ancora maltrattamenti, ancora violenza sulle donne, 2 storie molto simili. La prima arriva da Roccapalumba nel Palermitano, un uomo ha continuato a maltrattare la compagna in stato di gravidanza e i carabinieri della compagnia di Carafreddi lo hanno arrestato. Le indagini sono scattate dopo la drammatica richiesta di aiuto della donna di Roccapalumba alla centrale operativa. L'operatore, sentendo le urla della vittima, ha inviato d'urgenza una gazzella del radiomobile, personale sanitario. I militari hanno fornito quindi il primo intervento soccorrendo la donna, che è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese. Per fortuna il bimbo in grembo sta bene. I militari della stazione hanno ricostruito l'aggressione, soprattutto i soprusi e le minacce subite negli anni dalla donna. L'uomo ha 46 anni. Un'altra storia di maltrattamenti verso la compagna arriva da Catania. Anche qui la donna è in gravidanza e ha raccontato tutto alla sala operativa dei carabinieri, ovvero di essere stata aggredita dall'uomo con problemi di tossicodipendenza, che era andato in escandescenza colpendola al volto con degli schiaffi. Il 44enne, che si trovava ancora sul posto alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato tempestivamente fermato e quindi arrestato. Grave incidente sul lavoro a Riposto, vicino a Catania. Un operaio di 56 anni della ditta Impregilo è stato investito da un camion mentre era al lavoro nel centro comunale di raccolta dei rifiuti. Apparso subito in condizioni preoccupanti, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato in codice rosso. A quanto pare, all'improvviso, il mezzo che vedete nell'immagine ha cominciato a muoversi e l'uomo, per fermarlo, è rimasto incastrato nel muretto, procurandosi lo schiacciamento del torace. Vaccinazione antinfluenzale. A Catania al via la campagna in oltre 50 farmacie aderenti all'iniziativa di prevenzione. Sarà possibile immunizzarsi gratuitamente anche contro il Covid-19. Già avviate le prenotazioni. Vediamo il servizio. È scattata anche nelle farmacie di Catania e provincia la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid, una doppia opportunità resa possibile dal protocollo stilato il 6 novembre scorso tra l'assessorato regionale alla salute e Federfarma Sicilia. E sono tanti i catanesi, soprattutto anziani, a rispondere alla chiamata presentandosi o telefonando in farmacia. Il vaccino anti-influenzale viene somministrato gratuitamente nelle farmacie ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è fortemente raccomandato alle cosiddette persone a rischio. Fondamentale
perché la vaccinazione permette di superare più facilmente queste eventuali patologie, quindi c'è la necessità di una protezione semplice con una vaccinazione che è molto facile da attuare. Nelle farmacie abbiamo già attivato in questi giorni la possibilità di effettuare anche la vaccinazione sia antinfluenzale che contro il Covid con i vaccini aggiornati a quest'anno. 13 di dicembre già sono prenotato per il vaccino antinfluenzale. Io sono prenotata già dal mio medico curante. Si è vaccinata per l'antinfluenzale? Sì, la settimana scorsa. E ora sto chiedendo quello del Covid. Contestualmente alla vaccinazione anti-influenzale, i cittadini potranno ricevere gratuitamente anche il vaccino anti-Covid. È stato anche appurato che è possibile, quindi normalmente si fa in un braccio uno e l'altro braccio l'altra vaccinazione, quindi è anche possibile fare questo. L'elenco completo delle farmacie presso le quali vaccinarsi è possibile è sul sito aspct.it. Dopo il servizio di Torino De Mana, le notizie sulle scuole. Saranno 95 gli istituti scolastici siciliani che spariranno con il prossimo anno. Quasi pronto l'elenco, anche se c'è ancora qualche margine di trattativa. Manlio Viola. È bufera nel mondo della scuola in Sicilia. I tagli alle dirigenze scolastiche, che si traducono nella sparizione di istituti che vengono accorpati ad altri, faranno saltare fra le 93 e le 95 presidenze con relative autonomie gestionali. Per gli studenti non cambia nulla, se non la soppressione di nomi di istituti storici e in alcuni casi l'esigenza di fare qualche chilometro in più per andare a scuola, tranne qualche occasione particolare. Il piano non è ancora definitivo, ma manca davvero poco alla trasmissione dell'elenco ufficiale dei tagli. Entro la fine dell'anno il documento sarà completo. L'ultima lista è emersa dall'animata riunione di martedì scorso, nella quale Palermo ha recuperato 3 istituti, Siracusa ne ha perso uno in più rispetto alle previsioni. Il quadro adesso vede le province di Palermo e Catania al vertice dei tagli, perderanno 19 istituti ciascuna, segue Messina che ne perderà 11 e Siracusa che vedrà tagliare 10 poltrone di preside nella provincia. Non si sta meglio invece in altre province come Agrigento e Trapani, più piccole, che vedono sparire 9 istituti ciascuna, 7 a Caltanissetta, 6 a Ragusa, 5 a Enna. A Catania scoppia il caso dell'accorpamento dell'aeronautico Ferrarin al nautico Duca degli Abruzzi per far nascere il polo dei trasporti. Qui gli studenti avranno delle difficoltà. A Palermo gli istituti di Mondello e Partanna diventano una scuola sola, lo stesso per le scuole medie dei quartieri popolari. A Siracusa sollevamento popolare, ma anche del sindaco che annuncia che si metterà di traverso rispetto a questo piano. A Caltanissetta l'idea strana di accorpare le 2 scuole di San Cataldo ad altri 2 istituti del capoluogo Caltanissetta e non fra loro. Su tutto il numero complessivo che dice come la Sicilia sia pronta alle indicazioni centrali. Roma chiedeva 93 tagli, i sindacati avevano individuato soltanto 33 possibili accorpamenti. Palermo ne propone addirittura di più, 95. La battaglia sembra essere ancora alle schermaglie iniziali. Aperto al traffico il tratto dell'autostrada Ispica-Pozzallo-Modica dell'autostrada A18, un tragitto di 12 km atteso da decine di anni. Veronica Barbarino. Il presidente della regione Renato Schifani ha inaugurato questa mattina il tratto dell'autostrada Siracusa-Gela fino al casello di Modica. Oggi registriamo un momento di arricchimento del nostro sistema infrastrutturale. Per quanto mi riguarda sono fortemente impegnato sul solco di migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie della nostra regione. A Catania-Ragusa continuerò il lavoro ereditato di commissario, ma i lotti sono stati appaltati e i lavori stanno partendo. L'opera, con i suoi 12 km di lunghezza, completa gli 8 km messi in esercizio nell'agosto del 2021 tra Rosolini e Ispica. La tratta che è una delle più moderne, speriamo che questa autostrada possa contribuire a dare energia e vigore all'economia di questo territorio. Un passo avanti per il completamento dell'infrastruttura. Si guarda adesso al lotto numero 9, che porterà l'autostrada fino al comune di Scicli. Per la Siracusa-Gela abbiamo ottime prospettive e se riuscissimo a reperire le risorse mancanti proprio in primavera del prossimo anno si potrebbero avviare i lavori già dal fine del prossimo anno o al massimo dall'inizio del 2025. Schifani ha parlato di un lavoro congiunto delle istituzioni e ha tagliato il nastro affiancato dal sindaco di Modica Maria Monisteri tra gli applausi dei tantissimi presenti.
Una nuova legge contro chi paga il pizzo, la chiede la Federazione Antiracket Italiano in Sicilia, perché le ultime operazioni hanno evidenziato che le aziende sono ormai rassegnate e non reagiscono più. Marco Carli. Le ultime operazioni delle forze dell'ordine e relative indagini, soprattutto a Catania, hanno evidenziato un dato preoccupante. Molte aziende, di conseguenza molti imprenditori, pagano il pizzo con rassegnazione, quasi con assuefazione. E arrivano poche denunce. Ecco perché la Federazione Antiracket Italiana in Sicilia chiede una nuova legge contro chi si piega alla mafia. Una legge stabilita di concerto fra la politica e le associazioni, con alcuni punti cardine ipotizzati. Quindi chi paga il pizzo non può, ad esempio, partecipare a bandi pubblici, chi paga il pizzo non può presentarsi e richiedere concessioni governative, ad esempio sto parlando di lidi o di spazi pubblici per i bar, per i ristoranti. Quindi tutta una serie di limitazioni per chi paga il pizzo ma non lo denunzia. La preoccupazione, come detto, è legata all'assuefazione di chi paga. La speranza è che le giovani generazioni invertano la tendenza, come purtroppo ora non succede. Occorre delle manifestazioni, occorre delle prese di posizione da parte anche della politica locale, con forza riguardo a questi avvenimenti. Se non si ha uno scatto di orgoglio da parte della popolazione, della società civile, dei giovani, dei ragazzi, degli studenti, delle scuole, purtroppo ci abitueremo a queste notizie e nessuno ci farà più caso. Siglato in questura a Catania un protocollo d'intesa tra la Polizia e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. L'obiettivo, la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. Le parti si impegnano ad adottare procedure di intervento e di scambio di informazioni utili a contrastare più efficacemente i crimini informatici, frodi informatiche, accessi abusivi ai sistemi informatici o telematici, spionaggio o violazione dell'identità digitale. Scoperto nella Sicilia meridionale un giacimento d'acqua senza precedenti, custodito nelle viscere del sottosuolo di Gela. L'enorme bacino, individuato dai ricercatori, ha una capacità 50 volte superiore all'acqua conservata negli invasi siciliani e potrebbe adesso essere utilizzato per mitigare la crescente carenza idrica nell'isola. Gerry Italia. Un'enorme riserva idrica custodita sottoterra per milioni di anni, un giacimento di acqua sotto le montagne tra 700 metri e 2,5 km di profondità che ha la capacità di circa 50 volte superiore all'acqua conservata negli invasi siciliani. È la scoperta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha trovato nel sottosuolo tra Gela, Licodia e Eubea un enorme bacino di acqua custodito nelle viscere della Sicilia meridionale. Lo studio scientifico è stato condotto in collaborazione con un gruppo di ricercatori dell'Università di Malta e dell'Università Roma 3 e rivela la presenza di risorse idriche sotterranee senza precedenti nella formazione Gela, una piattaforma carbonatica triassica nel sottosuolo della Sicilia meridionale, formatasi in un'era geologica in cui l'isola e l'Africa erano continente unico a causa della chiusura dello stretto di Gibilterra, come spiega il geologo Giuseppe Collura. In questo contesto geologico molto particolare, quindi affiorano queste rocce, che sono rocce molto più antiche, appunto la formazione Gela sono delle rocce carbonatiche, e cominciano a riempirsi di acqua. In un tempo abbastanza breve e in maniera molto repentina si riapre la comunicazione tra il bacino del Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, quindi ricomincia in maniera violenta ad entrare acqua dall'oceano verso il bacino del Mediterraneo e tutte queste rocce vengono quindi ricoperte. Quindi questo serbatoio viene ricoperto da tutte le rocce che si formeranno successivamente. La scoperta di questo vasto accumulo d'acqua è il risultato di un approccio innovativo che combina l'analisi di pozzi petroliferi profondi con avanzate tecniche di modellazione tridimensionale del sottosuolo. Il passo successivo è quello di andare a vedere direttamente attraverso dei pozzi la qualità e la quantità effettiva di questa acqua che si suppone possa essere contenuta in queste rocce.
L'immenso giacimento di acqua potrebbe essere utilizzato per mitigare la crescente carenza idrica. Qual è, diciamo, l'aspetto interessante, diciamo, rispetto ad uno scenario tra virgolette catastrofico, no? Cioè una crisi climatica, per esempio, in cui si va verso una siccità, diciamo, prolungata, quello di sapere, insomma, che c'è una disponibilità di acqua nel sottosuolo che, per come è, diciamo, per come è conservata, diciamo, può essere anche facilmente estratta. Catania, per Natale l'azienda dei trasporti pubblici AMTS promuove la mobilità sostenibile con diverse iniziative e trasporta la festa per la città con il Christmas Circus Bus. Desiree Ferlito. Anche quest'anno l'azienda metropolitana AMTS promuove la mobilità sostenibile con l'uso dei mezzi pubblici in occasione del Natale. Tramite l'acquisto di una card virtuale con l'applicazione FCE permette l'utilizzo di tutti i mezzi pubblici AMTS ed FCE nell'arco dal 6 dicembre al 6 gennaio a soli 10 euro. Gli appuntamenti non riguarderanno solo la mobilità, ma toccheranno anche il campo dell'arte e dello spettacolo, come ad esempio il Christmas Circus Bus, con esibizioni itineranti di artisti di strada e spettacoli per grandi e bambini, che andrà di quartiere in quartiere dall'8 al 23 dicembre in collaborazione con diverse compagnie di arte e spettacolo, dall'Opera dei Pupi ai giocolieri ai cantastorie. Fa ormai parte della tradizione AMTS trasportare il Natale in città per regalare attimi di serenità, gioia, allegria a grandi e piccini. Tra gli eventi natalizi che saranno organizzati in giro per la città di Catania, presentati stamattina al Palazzo degli Elefanti delle iniziative solidali finalizzate alle fasce più deboli della popolazione. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la città nella sua interezza, volge il proprio sguardo a chi più è in sofferenza. Sabato 16 dicembre un pranzo a favore dei cittadini più disagiati che verranno ospitati presso la corte del Palazzo degli Elefanti. Screening gratuiti specializzati rivolti a favore della cittadinanza è il progetto Befana in collaborazione con Lions Club Catania, che prevede la donazione di dolci e giochi ai bimbi meno fortunati, perché sia un buon Natale per tutti. È arrivato il lungoponte dell'Immacolata e la Sicilia diventa meta di tantissimi turisti. Qualcuno storce il naso per il traffico nelle strade, ma tutti rimangono colpiti dalle meraviglie. Tra i siciliani c'è anche chi resta a casa però. Francesco Aloi. Io sto partendo. Andrò in vacanza a Budapest. Pronti, partenza via. Il lungo ponte dell'Immacolata è arrivato. Un fine settimana allungato che chi può trascorre in vacanza. Grazie al ponte dell'Immacolata avevamo qualche giorno libero, quindi siamo venuti qua. Arriviamo da Monza, siamo sbarcati ieri a Catania, facciamo Siracusa, poi andiamo a Noto, Marzamini, Ragusa. Un italiano su due ha prenotato 2 mesi fa per un ponte che in molti trascorrono nella propria regione. Secondo i Dreams, la meta italiana preferita è Milano, seguita da Catania, Roma, Palermo e Napoli. Nelle classifiche la Sicilia non manca mai. Fortunatamente il clima è migliore rispetto al nord, dove già avevamo guanti, cappello. È praticamente impossibile guidare, a mio avviso, quindi questo è un aspetto che inquieta molto. Però la storia, la cultura, la cucina... Cucina ottima, anzi siamo qui per questo, anche tra le tante cose. Sole misto a qualche nuvola, ma con temperature basse. È il meteo previsto per questi giorni, anche se da domenica la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a salire. La voglia di scoprire nuovi posti è tanta. La Sicilia è molto bella, è un posto meraviglioso. I like it. Non tutti però andranno in vacanza, c'è anche chi resta a casa. Non partirò e mi riposerò da questa freneticità della vita di ogni giorno. Quindi io sto a Siracusa. Arrivato il giorno dell'Immacolata, il Natale è vicinissimo. Ficarra e Picone scelgono Catania per la prima nazionale di Santo Cielo, il loro nuovo film dal 14 del mese al cinema. Il tour di presentazione continua e la città etnea dove è stato girato gran parte del film è il loro banco di prova. Eva Spampinato.
Ficarra e Picone tornano a Catania, dove negli scorsi mesi hanno girato Santo Cielo, il loro nuovo film, l'8º, con la regia di Francesco Amato, e scelgono il pubblico catanese per vedere la pellicola per la primissima volta in sala con gli spettatori. Ci sembrava giusto a Catania, visto che ci ha ospitato, ed è una protagonista del film, anche se materialmente non si dice mai Catania, ma viene fuori una città bellissima, che ha contribuito molto all'immagine da favola di questo film. Venga messo a verbale che l'Assemblea ha deliberato per l'invio di un nuovo Messia. Questo angelo che scende sulla terra per fare arrivare il nuovo Messia deve toccare con la mano il ventre della nuova Madonna, della nuova prescelta, sbaglia e tocca me. E quindi lo metto incinto. Quindi io divento inconsapevolmente il nuovo Madonno. Allora salutiamoci, è stato un piacere agguantarti. Ma quello è deficiente! Sono un professore di matematica, bigotto, maschilista e tutto, e incontrerò l'amore, proverò questa sensazione unica della gravidanza, incontrerò l'amore. Non posso aver messo incinta un maschio, è vero? Era un'idea talmente folle che ci abbiamo voluto riflettere tantissimo, però è un'idea, quella dell'uomo incinto, che ha dato lo spunto, la possibilità per parlare, come diceva Salvo, dell'amore, dell'amicizia, delle donne, perché lui è un personaggio che all'inizio del film è maschilista, ha un'idea proprio bigotta delle donne, del matrimonio, e chiaramente la maternità un po' lo cambierà. Il duo siciliano si lancia nella sfida del film di Natale, con un film ambizioso che dispensa riflessioni e risate tra sacro e profano. Provocatori sì, ma con rispetto. Si può dire che hai partorito al Garibaldi? Partorirà al Garibaldi. Chi lo sa, chi vede il film fino alla fine poi vede. Ti devo salutare perché devo andare a fare una cosa molto importante. C'è un'ultima ora, un anziano è stato ucciso in tarda mattinata a Favara con diversi colpi d'arma da fuoco in una zona di campagna alla periferia del popoloso centro dell'Agrigentino. La vittima si chiamava Francesco Simone, 69 anni. I carabinieri verificano se ci sono stati testimoni e nelle prossime ore interrogheranno le persone più vicine alle vittime. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, l'attesa del derby di sabato tra Messina e Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, torna il derby fra Messina e Catania. I giallorossi inseguono un risultato positivo per la corsa a salvezza e i rossazzurri vogliono riprendere il discorso interrotto con la vittoria dopo l'1-1 interno con la Virtus Francavilla. Marco Carli. Manca dal 2021 e l'attesa c'è, come inevitabile che sia. Messina-Catania è stato vissuto in tutte le categorie, dalla Serie A fino ai dilettanti, e sabato ci sarà un nuovo atto con il Catania che ha una nuova società e da poco un nuovo allenatore capace di stimolare il gruppo, anche se ci sono ovviamente ancora tanti fattori da sistemare. Sarà importante il mercato di gennaio, ma intanto si pensa al presente perché Lucarelli è stato chiaro, vuole arrivare il più in alto possibile alla fine di dicembre per poi coltivare le speranze e magari il sogno dal girone di ritorno in poi. La partita con il Messina in questo tragitto ha un valore importante perché dopo 2 vittorie consecutive la Virtus ha interrotto parzialmente la corsa dei rossazzurri, al di là delle tante occasioni create dagli etnei. A proposito di occasioni, diventa fondamentale la presenza in tal senso di Di Carmine. Lui vuole esserci e il tecnico ovviamente conta sul bomber. Trapela ottimismo, anche se saranno decisivi gli allenamenti di fine settimana in cui l'attaccante testerà definitivamente le sue condizioni dopo il riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva fermato nella partita col Monterosi. Con lui e con Sarao, rientrato dalla squalifica, l'attacco del Catania sarà di sicuro con più armi rispetto alla gara con la Virtus Francavilla. I problemi del Messina invece sono in difesa fermo Lia, con Polito squalificato, mancherà anche Buffa mentre torna disponibile Franco. I giallorossi hanno ripreso a respirare a Teramo col Monterosi dopo 5 sconfitte consecutive, una vittoria che ha fatto bene al morale. Sarà una festa con un pubblico maggiore rispetto al solito a Messina, ma non da pienone. Il Franco Scoglio ha un'agibilità di 7.000 posti. Come noto non ci saranno i tifosi del Catania, trasferta vietata per i residenti nella provincia etnea.
L'idea di una legge che penalizzi le imprese che pagano il pizzo, lanciata poco fa, avete sentito dal coordinatore regionale della FAI, la Federazione Anti-Racket Terranova, deve farci riflettere. Primo perché nasce dalla constatazione che l'estorsione e il racket in Sicilia sono diffusi a tappeto con una assuefazione preoccupante da parte degli interessati. Gli imprenditori non denunciano. È stato lapidario il procuratore generale Zuccaro commentando le ultime inchieste, compresa quella clamorosa di Catania, che poi ha avuto tra gli sviluppi indiretti le dimissioni del presidente della Confindustria Etnea. In secondo luogo, la norma invocata dalla FAI potrebbe avere effetti concreti proprio perché punta a penalizzare le imprese che pagano il pizzo. Infatti la constatazione più amara è che in fondo alle aziende conviene non denunciare. In questo modo, nota Terranova, possono continuare a partecipare per esempio ai bandi, al contrario degli imprenditori vittime di mafia o di corruzione che sporgono coraggiosamente denuncia. E non si può non concordare con il coordinatore della FAI che invece delle parole reclama fatti che costringano a reagire a una realtà inammissibile che isola e colpisce paradossalmente proprio chi crede necessario il cambiamento radicale delle nostre consuetudini, una nuova legge contro il pizzo. Grazie per averci seguito, ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con TG Sicilia alle 20, buon pomeriggio.